Dopo 9 anni Franco Lorenzon cede il timone della CISL di Belluno e Treviso. Candidata unica alla guida degli oltre 91.000 iscritti, l'elezione si terrà venerdì nel tardo pomeriggio, è Cinzia Bonan, attuale responsabile organizzativa. Nella sua relazione al Congresso, il segretario generale uscente ha sottolineato il rinnovamento intrapreso in questi anni con la fusione tra Treviso e Belluno. Non è ancora finita, ma è andata bene, ha detto, e un gruppo dirigente rinnovato, ma ha soprattutto rivendicato di lasciare un'organizzazione con capacità innovativa. A me piace ricordare tutte le cose che hanno generato innovazione. Ovviamente abbiamo fatto, come abbiamo detto, innovazione contrattuale, il contratto modello Treviso è importante, abbiamo fatto innovazione organizzativa, ci siamo messi assieme Treviso e Belluno e non l'aveva fatto nessuno prima, abbiamo promosso nuovi servizi come il discorso dello sportello lavoro, abbiamo appena cominciato il punto arancione che è assistenza per tutti coloro che devono fare la previdenza complementare e andare in pensione utilizzando i nuovi strumenti. Abbiamo introdotto per primi nel Veneto il discorso relativo ai rapporti con i comuni, con le multi-utility, con la provincia, cioè abbiamo fatto tutte cose che prima non erano state fatte e hanno dato risultati concreti, questo è il mio più grande orgoglio. Di fronte ad un'economia e a un mercato del lavoro ancora in forte trasformazione, Lorenzon ha ribadito la necessità di proseguire sulla strada del protocollo con un'industria sulla contrattazione integrativa, impostosi a livello nazionale come modello Treviso e che oggi però va allargato su scala interaziendale perché possano beneficiarne, ha ribadito, anche i dipendenti delle aziende più piccole, così come ha spronato a rafforzare le politiche attive per chi ha perso il lavoro, a favorire le aggregazioni tra comuni, a insistere negli accordi per sconti sulle tariffe dei servizi a favore dei meno abbienti. Ogni anno, ha sottolineato, facciamo risparmiare ai cittadini 1,5 milioni di euro. Ma i lavoratori stanno meglio o peggio di 10 anni fa? La condizione migliore o peggiore alle volte ha una valutazione solo quantitativo-economica. I miglioramenti sono sempre, ritengo che quelli veri, quelli che durano, sono quelli interiori. Noi abbiamo dato una mano perché questi cambiamenti anche dei lavoratori siano sempre nella fase di crescita e di miglioramento. Sul piano materiale non c'è alcun dubbio che la crisi ha creato delle situazioni e delle aspettative che oggi i giovani e gli immigrati che ci sono nel nostro territorio caratterizzano come una situazione più complicata di 10 anni fa, questo non c'è alcun dubbio. Lorenzon non ha risparmiato anche una stoccata alla politica e al consolidarsi di una classe dirigente miope e preoccupata di marcare il territorio piuttosto che risolvere i problemi. Solo alla fine della relazione il numero 1 uscente ha tradito la commozione prima dell'applauso degli oltre 300 tra delegati e ospiti e l'abbraccio con Cinzia Bonan, successore designato. Sull'ultimo interrogativo, che cosa farà d'ora in poi, Lorenzon mantiene ancora il riserbo. Fino a luglio continuerò a lavorare nella CISL perché mi mancano i requisiti per andare in pensione. Fino là arrivo, dopodiché ad agosto vado in Birmania e poi ci vedremo a settembre.